pomeriggio a Venezia, dove è crollato il muro di cinta della questura di Venezia. Santa Chiara, nessuno è rimasto ferito. Cresce il fenomeno delle baby gang, in aumento anche maltrattamenti in famiglia e minori con disturbi psichici. L'allarme è lanciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E l'inaugurazione dell'anno giudiziario è stata l'occasione per affrontare il tema del sovraffollamento e dei suicidi nelle carceri del territorio, anche alla luce dei recenti fatti avvenuti a Padova. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 38enne di Bibione che perseguitava l'ex compagna pedinandola e arrivando a scriverle oltre 200 sms in una notte. La donna più volte minacciata di morte. Al via l'edizione 2026 del Carnevale dedicato alle Olimpiadi. Stasera gran ballo in maschera in piazza San Marco, domani il corteo acqueo con lo scoppio della Pantegana davanti al ponte di Rialto. E con l'arrivo del Carnevale di Venezia torna a riempirsi di turisti, pienone negli alberghi del centro storico con prenotazione che arrivano fino a San Valentino. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo subito con quanto accaduto nel pomeriggio intorno alle 17, proprio a Venezia, dove è crollato il muro di cinta della questura Santa Chiara. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno delimitato e messo in sicurezza con delle boe l'area circostante, mentre gli agenti hanno provveduto a sistemare e spostare materiali e detriti. Si tratterebbe del muretto che circonda la struttura. Non sono intaccate le strutture interne. Cresce il fenomeno delle baby gang, in aumento anche maltrattamenti in famiglia e minori con disturbi psichici. È l'allarme lanciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma non è l'unico dato a preoccupare. È stato notato un rilevante aumento delle richieste di rinvio a giudizio in relazione a gravi reati contro la persona, anche per 2 omicidi, il patrimonio e o concernenti gli stupefacenti, commessi da giovani anche appartenenti alle cosiddette baby gang che agiscono spesso ai danni di coetanei. Si tratta di un fenomeno allarmante diffuso pressoché sull'intero territorio del distretto. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Tribunale a Venezia, la Presidente reggente della Corte d'Appello, nel parlare del Tribunale dei minori, ha espresso preoccupazione per la crescita del fenomeno delle baby gang, ma non è l'unico aspetto a preoccupare. È il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozione internazionale. Inoltre nei procedimenti penali è in crescita il numero di imputati che presentano problematiche legate a disturbi psichici o alle dipendenze, ciò che richiede un intervento urgente e non più procrastinabile per l'apertura di comunità sanitarie per minori. Un fenomeno su cui la Regione si sta già attivando. È importante cominciare a sviluppare una giustizia che sia sempre di più targetizzata. Proprio su questo tema abbiamo sviluppato e abbiamo in cantiere l'iniziativa della comunità ad alta integrazione sanitaria per i minori. Per rispondere a questo fenomeno c'è bisogno di risposte concrete e soprattutto risposte che tengano conto di questa evoluzione. La società cambia, il crimine cambia, le tendenze anche del crimine cambiano e c'è bisogno di dare risposte che sanno tener conto di questi cambiamenti. Ma se il fenomeno delle baby gang è in crescita, la presenza della criminalità organizzata sul territorio veneto è costante, ha evidenziato il procuratore generale di Venezia. La presenza del fenomeno della criminalità organizzata di cui l'articolo 416 bis Codice Penale. Le indagini svolte e le sentenze restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione delle province di Padova, Venezia, Verona e di misura minore di Vicenza. La spartizione territoriale vede dominante la criminalità calabrese indranghetisca, Cosca, Grande, Aracri, Gerace e Albanesi nelle province di Padova, Verona e Vicenza, mentre il fenomeno camorristico interessa la parte orientale della provincia di Venezia. Ancora presente, ha aggiunto poi, nel centro storico il fenomeno criminoso che si estrinseca nelle estorsioni alle imprese di trasporto riferibile alla cosiddetta mala del tronchetto.
Ma la cerimonia dell'anno giudiziario è stata anche l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza d'organico e non solo, e fare infine un appunto sulla riforma della giustizia. Siamo diventati il fanalino di coda. Una volta era un onore lavorare in tribunale alla Procura della Repubblica, adesso è diventato, diciamo, il luogo di rifugio di coloro che scappano anche dalla regione, dagli ospedali dove facevano gli inservienti, non sanno nemmeno accendere un computer, e le nostre piante organiche così, fatto un bel maquillage, no? Sembra che ci sia minor vacanza di organico, e invece semplicemente è coperto con persone non formate, quindi ci obbligano, evviva la digitalizzazione della giustizia, ma non ci date i computer, non ci date la rete, non ci date il personale specializzato e formato. La separazione delle carriere, l'istituzione di un doppio consiglio della magistratura e l'istituzione dell'alta corte, oltre che comportare dei costi molto impegnativi per lo Stato, non apporterà nessun beneficio all'amministrazione della giustizia, cioè non incide sull'efficienza. E l'inaugurazione dell'anno giudiziario è stata anche l'occasione per affrontare il tema del sovraffollamento e dei suicidi nelle carceri del territorio. Non sono fenomeni semplici, vanno combattuti ovviamente con un'azione congiunta e in questo ringrazio anche qui la Regione Veneto che è assolutamente disponibile, il rapporto ovviamente tra amministrazione penitenziaria da un lato a tutti i livelli e Regione deve proseguire, perché il servizio sanitario è importante, il servizio di assistenza, il servizio socio-psichiatrico anche è fondamentale. Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, il sottosegretario alla giustizia Ostellari ha affrontato il tema dei suicidi in carcere, l'ultimo avvenuto a Padova. Un fenomeno che non si arresta e su cui ha puntato il dito anche il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Bortoluzzi. Non intendo sottrarmi all'obbligo e al diritto di denunciare la barbarie della situazione carceraria in Italia. Ma la situazione dei detenuti e delle detenute non può e non deve essere affrontata con calma e con lentezza. Il numero dei suicidi non è più tollerabile, non è degno di un paese che vuole essere civile. Quello che non voglio è che i suicidi risolvano il problema del sovraffollamento. Ostellari ha poi ribadito l'importanza del lavoro per reintegrare i detenuti. Il lavoro consente davvero di abbattere la recidiva, di tranquillizzare tutti. Una volta imparato un mestiere, quando esci, per il 98% dei casi non delinqui più. E credo che questo sia il grande obiettivo che dobbiamo raggiungere. Parlando infine della riforma della giustizia, il sottosegretario ha dichiarato: la necessità di affrontare un dibattito che rischia di diventare solo uno scontro tra di noi. Invece la finalità è quella di parlare ai cittadini. E parlare ai cittadini significa ovviamente spiegare ai cittadini, però spiegare ai cittadini la verità, non le bugie che abbiamo sentito non qui oggi, ma fuori da qualche altra parte in qualche contesto. Quindi anche chi fa legittima battaglia per il no va bene, lo faccia, ma non si può lamentare se poi qualcuno sottolinea le bugie. Ecco, le bugie non vanno bene. 200 messaggi in una notte, pedinamenti, minacce di morte, braccialetto elettronico per un 38enne veneziano che l'ex compagna ha denunciato ai carabinieri di Bibbione. È arrivato a inviare all'ex compagna anche 200 messaggi in una sola notte, il 38enne di San Michele al Tagliamento, a cui il Tribunale di Pordenone ha ora imposto non solo di non avvicinarsi alla donna, ma anche di indossare il braccialetto elettronico. A eseguire l'ordinanza di misura cautelare sono stati i carabinieri di Bibbione su delega del GIP di Pordenone, che nei confronti dell'uomo ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima delle continue persecuzioni. E così pure il divieto di comunicazione in qualsiasi forma
città, oltre come detto all'applicazione del braccialetto elettronico per verificare l'effettivo rispetto delle misure contenute nell'ordinanza. Il 38enne era già stato raggiunto da un ammonimento del questore per stalking, ma questo non l'ha dissuaso dal perseguitare la donna. Centinaia di messaggi e telefonate, pedinamenti, minacce di morte, tanto che a ottobre era scattata la denuncia. I successivi accertamenti hanno permesso di documentare l'escalation di atti persecutori dal dicembre 2024 a oggi, da qui l'aggravamento dei provvedimenti a carico dell'uomo. Alla scuola dell'infanzia Gabelli del Lido di Venezia c'è grande preoccupazione per presunti disservizi e la qualità dei pasti serviti ai bambini. Polpette di pesci decisamente maleodoranti e presunti insetti trovati nei piatti di pasta e fagioli. È apprensione alla scuola dell'infanzia Gabelli del Lido di Venezia, dove alcuni genitori hanno denunciato gravi disservizi nel servizio mensa. Secondo quanto segnalato, sarebbero state servite polpette con ingredienti andati a male. In un altro caso sarebbero stati trovati insetti nella pasta e fagioli. Un episodio definito sconcertante dalle famiglie, che ora chiedono spiegazioni immediate e controlli approfonditi sulla qualità del cibo servito ai più piccoli. Il Comune e Ames hanno in corso verifiche. Parla così Danny Carella, consigliere di municipalità del Lido Pelestrina e membro del comitato dei genitori. Quanto è successo alle scuole del Lido e ai bambini è sicuramente fonte di grossa preoccupazione e di sconcerto da parte di tutta la comunità dei genitori. Io per primo ho mio figlio frequentante una di quelle scuole ed è evidente che non bisogna mai abbassare la guardia dal punto di vista dei controlli e delle verifiche. Si necessita di un'indagine approfondita da parte delle istituzioni coinvolte, quindi il Comune in primis, ma anche da parte di Ames e anche della municipalità. La preoccupazione intanto cresce e le mamme si dicono pronte iniziative ufficiali se non arriveranno risposte chiare. Un plauso anche va fatto però alle maestre e alle ausiliarie che sono sapute intervenire immediatamente per limitare i danni, quindi a loro va anche il nostro ringraziamento come genitori. Però adesso le istituzioni intervengano assolutamente, perché una cosa del genere comunque non può passare in fanteria. Il Carnevale di Venezia ha preso ufficialmente il via dal palco di Piazza San Marco, allestito sul tema delle Olimpiadi, motivo conduttore di questa edizione. Domani è previsto il corteo acqueo con lo scoppio della Pantegana davanti al Ponte di Rialto. A salutare l'arrivo del Carnevale 2026 in Piazza San Marco, nel corso della mattinata ha fatto capolino anche un po' di acqua alta, ospite in questo caso discreto e sicuramente suggestivo per aggiungere un tocco di venezianità ad una festa che oltre ad essere nota nel mondo è tra le più partecipate in città. Sono le 11 e il palco sta ospitando lo spettacolo Olimpo in musica, rendendo omaggio al tema che caratterizza l'edizione di quest'anno. Benché il Carnevale sia diffuso su tutto il territorio comunale, è qui a San Marco che si trova il cuore della festa. Ed è qui che da subito sono apparse le prime maschere, quelle di chi al Carnevale si prepara da tempo. Di dove siete? Allora, sono di Ucraina, ma abitiamo a Genova. È la prima volta a Venezia? No, terza volta. Questo significa che vi piace molto se tornate sempre? Sì, molto, sì. È un divertimento della nostra natura. Ma che cosa hai vestito? La falena. Come? La falena. La falena? Non si vede. Di dov'è lei? Sono qua, sono veneto. Di Requaro Terme. Quanto tempo che ci ha messo a preparare questo costume? Abbastanza, abbiamo iniziato quest'estate. Dove siete? Toscane, provincia di Livorno. È la prima volta che venite a Venezia? No, l'anno passato sono venuta. Quindi vuol dire che vi è piaciuto molto, si siete tornati? Molto. Davanti al palco si comincia da presto a fare la fila per il primo ballo di piazza, Bridgerton, intitolato ai romanzi che a loro volta hanno ispirato una serie televisiva ambientata nell'Inghilterra del primo Ottocento. Quante volte è già stata al Carnevale di Venezia? Praticamente ogni anno. Come mai? Cos'è che le piace? Mi piace la città, che è sempre un sogno, mi piace la gente, come si anima e soprattutto mi piace il Carnevale. Da dove viene? Io da Bergamo. E come si è vestita? Ma una dama dell'Ottocento. Come le è venuta questa? È la prima volta che viene qui? La seconda, l'anno scorso avevo portato un altro abito, questa ho voluto cambiare un po'. Cosa è vestita? In realtà è un costume tipico veneziano, creato da, come dire, tanta fantasia e tanto lavoro fatto a mano. Quindi l'ha creato lei?
non proprio io direttamente, ma con l'aiuto e l'ausilio di diverse persone che si occupano, ecco, di tutti i dettagli tra la sartoria, ricamo, eccetera. Domenica il programma prevede uno degli appuntamenti più amati e simbolici del Carnevale, il suggestivo corteo acqueo sul Canal Grande e l'attesissimo scoppio della Pantegana davanti al ponte di Rialto. Arriva dunque il primo grande evento di questo 2026 a Venezia che, come spiega il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, rappresenta anche un traino per l'economia. Al via il Carnevale di Venezia 2026 con il pienone negli hotel del centro storico. La manifestazione si conferma così fortemente attrattiva per i turisti stranieri ma anche per i nostri connazionali. I dati sono molto interessanti e parte così con il botto e il piede giusto il nuovo mandato dell'Associazione Veneziana Albergatori guidato dal nuovo presidente Antonio Vianello, che ha già dimostrato grandi qualità e compattezza all'insegna della collegialità, e il direttore Daniele Minotto che spiega. Con il Carnevale stiamo vedendo già nel primo weekend, che di solito non è con una grandissima affluenza, un numero importante di presenze, dove chi organizza feste in maschera raggiunge già il tutto esaurito. In molti casi arriviamo verso l'80% in questo momento. Poi all'ultimo momento siamo abituati che arrivano delle prenotazioni, quindi sicuramente supereremo l'80%. È interessante vedere che abbiamo comunque un buon ritorno di statunitensi, dove specie nelle principali categorie di 4 e di 5 stelle, e un buon ritorno degli italiani che raggiungono un 20%, che è sopra la media annuale. Quindi il Carnevale è attrattivo nella città d'arte anche per i nostri connazionali. Benefici arriveranno non solo per le strutture in laguna ma anche per quelle in terraferma, con l'effetto anche qui delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Nell'area di Mestre e anche in alcune strutture di Venezia vediamo anche una presenza infrasettimanale che tendenzialmente è bassa, intorno al 50-60%, un pochino più alta proprio in concomitanza con la fase di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quindi poi andremo verso quello che è il terzo weekend, che è quello dove davvero stiamo quasi già arrivando a tutto esaurito, perché coincide anche con il sabato, con il San Valentino. Quindi un carnevale positivo e delle previsioni che vediamo su un arco di 90 giorni che ci danno un'idea di un 2026 che può darci delle belle sorprese e avvicinarsi sicuramente a quello che è stato l'anno record del 2024. La politica con le amministrative 2026, l'UDC presenta i suoi candidati. Il tema per esempio della sicurezza e della famiglia sono i temi principali. Poi c'è il tema della residenza, perché Venezia ha un problema di esodo e quindi noi dobbiamo puntare su una nuova residenza di nuove coppie che possono abitare la città, e sul lavoro. Casa, lavoro, sicurezza. Si muove attorno a questi punti il programma dell'UDC di Venezia. Inizia così di fatto la corsa Cafarsetti. L'UDC muove le prime mosse e presenta i candidati per le prossime amministrative previste a maggio. Obiettivo principale, quello di favorire la permanenza dei residenti a Venezia. Noi abbiamo delle ricette che vogliamo portare intanto sulla mobilità, per un interscambio tra ferro, che è il tram, ma anche l'SFMR e il treno, la gomma, gli autobus e l'acqua, che sono i mezzi acqui, che siano in interconnessione più rapida e quindi riducano i tempi di percorrenza. Poi sulla residenza noi puntiamo il fatto che ci deve puntare sul social housing, riutilizzo il più possibile delle case. Oltre a questo, UDC guarda anche allo sviluppo di nuove aziende sul territorio. Puntare sulle zone dove è possibile sviluppare, quindi soprattutto a Porto Marghera, che sono le zone dove effettivamente ci può essere uno sviluppo imprenditoriale di nuove aziende che possono insediarsi in quel territorio. Non ultimo la creazione di politiche che favoriscano la coesione tra culture diverse. Io che parto avvantaggiato avendo due cittadinanze, quella albanese e quella italiana. Questo vuol dire anche doppia responsabilità, e quindi il mio compito sarebbe di cercare di integrare il meglio possibile gli interessi della nostra comunità nel contesto comunale. Contro la rovescia per le Olimpiadi Milano Cortina e l'aeroporto Marco Polo di Tessera pronto ad accogliere il mondo per i giochi invernali. Un passeggero arriva, simuliamo che arrivi come passeggero extra Schengen, viene accolto già dal personale di Milano Cortina ai passaporti, dove c'è una linea dedicata proprio per dare priorità a tutti gli ospiti di Milano Cortina. Attesi oltre 3.500 atleti provenienti da più di 90 paesi per le sole competizioni sportive, oltre a coach, staff tecnici e dirigenti federali. Ecco le misure che l'aeroporto Marco Polo di Venezia sta adottando in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 per atleti
atleti, accompagnatori e anche per la stampa. Per garantire un monitoraggio costante ed una gestione più capillare delle attività per le Olimpiadi dal 6 al 22 febbraio e fino al 15 marzo per le Paralimpiadi, in aeroporto è predisposta una specifica area attrezzata per bagagli tecnici, sportivi e speciali, con oltre 110 carrelli dedicati, di cui 50 progettati per lo sci, ma non basta. Bisogna pensare che questi atleti spesso viaggiano con moltissimi bagagli di grandi dimensioni al seguito. Pensiamo che un atleta dello sci alpino può portare con sé fino a 10-15 sacche di sci per svolgere le proprie competizioni. In Trentino poi avviene anche il programma delle gare di biathlon, quindi sono atleti che hanno al seguito armi. Le armi vengono trasportate secondo quelli che sono i protocolli di sicurezza normali, quindi nel bagaglio da stiva, e tutta quella che è l'attività che polizia fa di controllo di queste armi viene svolta su dei banchi dedicati direttamente nell'area di Milano Cortina. Allestita anche una action room, eccola, sempre presidiata 24 ore su 24, è qui che vengono analizzati i dati relativi alle stime dei flussi di atleti ed ospiti per organizzare correttamente tutte le attività necessarie, con un focus speciale sul meteo. Il dettaglio importante è quello del meteo. Noi abbiamo delle valutazioni meteo puntuali per l'aeroporto e le informazioni relative a pioggia che può diventare neve sui percorsi verso i villaggi olimpici è un dato importante che condividiamo con Milano Cortina per un'ottimale organizzazione dei trasporti verso i villaggi. Un'ultima notizia di sport, di calcio Serie B, ancora una vittoria del Venezia che ora ha superato il Frosinone ed è primo in classifica al Penzo. Gli arancianero-verdi hanno superato la Carrarese per 2-1. È davvero tutto, ora sigla e a seguire previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata.